Buonasera, siamo qui nell'aula magna dell'Ateneo Veneto con tutte le misure precauzionali che la situazione prevede per presentare un libro importante, un libro impegnato, Uscire dal carcere a 6 anni, scritto dalla dottoressa Carla Forcolin, che ha profuso il suo impegno pluridecennale per alleviare e tutelare la vita dei minori che sono a vivere in carcere con le madri. L'impegno appunto di Carla Forcolin si manifesta in questo ultimo libro, ma molti sono i volumi che l'autrice ha scritto su questo argomento, visto che è del 1999 che ha fondato l'associazione La Gabbianella e altri animali che assieme a altri esperti si occupa di questo specifico argomento. Ricordiamoci che dietro a questo argomento ci sono delle persone, nella fattispecie dei bambini piccoli, molto piccoli, con le loro madri che provengono da situazioni, come possiamo immaginare, di estremo disagio. Assieme a Carla Forcolin, che ha scritto e ha raccolto le testimonianze in questo volume, abbiamo il piacere di ospitare Aurea Di Segna, che è una sociologa che è stata responsabile di numerose iniziative di servizi dedicati alla persona in vari luoghi della nostra regione ed ha tentato anche e ha normato un protocollo d'intesa importante del quale poi le stesse protagoniste ci parleranno. Vorrei citare anche il contributo a questo volume dato da Mario Magrini, psicoanalista, e di Maurizio Pitter, che è il primario del reparto di pediatria qui dell'ospedale civile di Venezia. Allora io passo immediatamente la parola a Carla Forcolin, che ci descrive il contenuto, che è molto molto importante, e ci varremo anche del contributo di Gianfranco Bettin, uomo politico e sociologo, che interverrà via Skype con noi e che ha scritto la prefazione di questo volume. Passo la parola quindi a Carla Forcolin. Buonasera a tutti. Comincio dal titolo del libro, Uscire dal carcere a 6 anni. Questo titolo dovrebbe essere nelle mie intenzioni un titolo che fa porre all'uomo della strada la domanda: come si esce dal carcere a 6 anni? Com'è possibile che questo accada? In realtà adesso si può uscire dal carcere a 6 anni. Prima della legge 62 del 2011 i bambini che accompagnavano le madri in carcere uscivano a 3 anni. Il sottotitolo dice: i figli delle detenute tra diritti che confliggono, stare con la madre o essere liberi. In realtà i bambini che accompagnano la madre in carcere vanno con lei perché all'inizio della vita ogni essere umano ha bisogno della propria madre. Però man mano che si cresce bisogna anche staccarsi dalla madre. Lo stesso processo di crescita è proprio un progressivo allontanamento dalla base sicura che è la madre per andare a conoscere il mondo. Ed è per questo che io credo che i primi anni ancora si possano trascorrere in carcere senza troppa sofferenza, perché l'interesse primario del bambino piccolo è proprio la mamma, ma man mano che si cresce sia necessario avvicinarsi davvero all'esterno, e quindi che stare in carcere dai 3 ai 6 anni sia una sofferenza ben peggiore che non quella che vivevano i bambini più piccoli. L'ICAM era appena stato creato quando arrivarono i primi bambini e io ricordo ancora le prime domande che fecero questi bambini: ma perché la mamma non esce con me? L'ICAM era così carino, è così fresco, era stato appena ridipinto, costruito. Alcune detenute lo chiamavano l'agriturismo. E i bambini agli inizi non capivano subito dove erano, quindi chiedevano: perché la mamma non esce con me? Ecco, davanti a queste domande si apre un mondo di risposte. I bambini piccoli non le facevano.
Ecco, dato che neanche ai grandi le risposte arrivano davvero, io credo che la situazione precedente per certi aspetti fosse migliore. Ecco, questi ICAM, istituti a custodia attenuata, ricordo questa terminologia. Qua parliamo appunto di bambini che potrebbero essere, anzi saranno i cittadini italiani di domani, per cui hanno, nonostante appunto la situazione di custodia della madre, devono crescere, devono tentare di crescere in una realtà quanto più possibile serena. Questa normativa che appunto si occupa della tutela dei minori è oggetto di questa legge 62 del 2011 che Gianfranco Bettin, che chiamo adesso se possibile a parlare di questa condizione, descrive come una delle migliori leggi che il Parlamento abbia mai promulgato. Ma perché, dottor Bettin, questa legge non è in realtà stata del tutto applicata? Ha sentito la mia domanda, se ci può illustrare appunto questa evoluzione o involuzione della legge 72 del 2011, 62 del 2011. È una domanda per me? Sì. Ah, ok, perché avevo perso l'inizio, si sente un po' debolmente, sento ma debolmente. Sì, credo che sottolineasse la contraddittorietà, no, che evidenziavo del fatto che si tratta di una legge che nello spirito quantomeno è civilissima, no? Punta a rafforzare, a mantenere il legame tra madre, a volte anche padre e i figli, nel caso di persone detenute, ovviamente molto più spesso donne, e però dagli esiti questa legge invece ingrati, nel senso che non ha prodotto gli obiettivi che si erano prefissi. È un caso frequente purtroppo in certa normativa italiana, soprattutto laddove questa normativa va un po' controcorrente, no? Per esempio in questo caso si tratta di una legge che sulla scorta e facendo evolvere la legge precedente, quella del 75, voleva per l'appunto garantire il diritto delle madri di restare con i figli, ma ovviamente in primo luogo il diritto dei figli ad avere una madre, ad avere comunque un legame genitoriale attivo nei primi anni della propria vita, anni, come il libro sottolinea più volte giustamente, decisivi, no? In realtà una legge come questa avrebbe avuto bisogno da un lato di riflettere meglio sulla permanenza fino a 6 anni appunto dentro le strutture detentive, ancorché attenuate, ancorché anche molto belle come fra virgolette, ma anche senza virgolette nel caso della Giudecca per esempio, no? E punto su cui tornerò, quello della lunghezza del periodo, e però dall'altro avrebbe avuto bisogno di una forte implementazione sul territorio, con le autorità di custodia del territorio, ma soprattutto con quelle esterne, potenziando tutta una serie di strutture che avrebbero potuto rendere i 3 anni di prima e i 6 anni di adesso in cui il bambino sta con la madre nell'istituto molto più agevoli, diciamo così, molto più civili appunto, no? E garantire anche alla fine di questo periodo, nel caso che la madre restasse per una condanna più lunga detenuta, ugualmente quel diritto del bambino. Nulla di tutto ciò, o pochissimo di tutto ciò è accaduto, a partire da una mancata adeguata riflessione sul prolungamento del periodo fino a 6 anni, che è il punto chiave forse relativo alla fase che si svolge dentro gli istituti di questa legge. Se l'intento era quello di non interrompere il rapporto madre-figlio, si è agito dalla parte sbagliata. Bisognava agire sulla riduzione del tempo che la madre era costretta a stare detenuta e sulle alternative alla detenzione piuttosto che sul prolungamento della detenzione di fatto del bambino. Tanto più che appunto sull'altra questione posta prima, e cioè il rapporto col territorio per garantire
l'uscita, l'esperienza del bambino anche all'esterno in quei primi 3 o appunto dopo 6 anni non si è lavorato abbastanza, e dove si è cominciato si è dovuti registrare un fallimento, come il libro documenta anche nel caso veneziano ad esempio, che pur con le premesse migliori ha dovuto registrare, proprio per una certa chiusura degli istituti di sorveglianza in parte, o una certa autoreferenzialità, diciamo così, e una mancata invece sensibilizzazione e intervento concreto da parte degli enti territoriali dall'altra. Quindi la legge ci parla di un potenziale riformista, di un potenziale di civiltà che la normativa ha in sé, certamente, come altre leggi che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, di grande apertura, anche nei confronti di soggetti o molto deboli o, come si dice, scabrosi in certi casi, no? Cioè con i quali il rapporto in partenza non è semplice, anzi a volte è difficile. Queste leggi hanno bisogno di un forte impegno da parte di tutti, non possono essere risolte all'interno del singolo reparto, fra virgolette, in questo caso la giustizia e basta. Hanno bisogno del coinvolgimento dell'insieme delle istituzioni attorno ai soggetti destinatari di quelle politiche, ed è questo che troppo spesso è mancato. Dove invece funziona, o per i periodi in cui questo funziona, abbiamo come dei miracoli, abbiamo esperienze meravigliose, come è stata quella della Gabbianella qui per tanti anni, come è ancora potenzialmente, ovviamente, ma ha bisogno di integrarsi in un insieme di interventi, di azioni, di risorse che a un certo punto non sono state in campo abbastanza. Questa è la lezione che ci viene da questa esperienza, che il libro racconta, documenta molto bene. Ecco, colgo l'occasione allora per passare la parola a Aurea Di Segna, che è sociologa e che appunto ha normato questo protocollo d'intesa che non è mai stato in realtà applicato tra diverse istituzioni. Ci spieghi, dottoressa Di Segna, tutta questa problematica? Premetto che il mio intervento è prevalentemente orientato agli operatori, ai professionisti che lavorano appunto nel campo dei servizi sociali, della giustizia minorile e degli adulti in questo caso, perché al di là della storia che è stata raccontata nel libro e che poi però si connetterà, il lavoro che ho, la testimonianza che porto io è la redazione di un protocollo d'intesa tra varie istituzioni che hanno competenza nel campo di cui ci interessiamo oggi, e quindi madri e bambini in carcere. Si capisce da subito che si connettono aree diverse, quindi la giustizia per le persone che sono ristrette nella libertà personali, quindi le madri, e che hanno bambini, figli piccoli al seguito. Premetto anche che la situazione delle madri e bambini in carcere riguarda un numero abbastanza limitato di persone che soffrono di questa condizione, perché fin dalla modifica del procedimento giudiziario ancora nel 75 erano previste tutta una serie di facilitazioni per le madri che avevano i bambini in carcere, però sono anche situazioni molto limitate, perché si persegue prevalentemente di individuare e di applicare delle misure alternative al carcere. Solo in situazioni dove proprio o non c'è una famiglia di appoggio o non ci sono dei servizi che si ricorre purtroppo a questo tipo di reclusione della mamma con il bambino. Dicevo che perché ci siamo avventurati a individuare uno strumento che si chiama protocollo d'intesa, perché nel 2012 proprio la presidente dell'associazione La Gabbianella, la dottoressa Forcolin, aveva sollecitato il Tribunale per i minorenni su alcune situazioni che si erano verificate nel carcere femminile di Venezia.
e da un incontro che avevamo fatto e al quale ero stata invitata era emersa veramente una situazione molto problematica, dove proprio, come anticipava prima il dottor Bettin, molte istituzioni, ognuna per le proprie competenze, ognuna si vede, come dire, un po' come una fetta di una torta, no? In maniera separata, in maniera autoreferenziale, e questo provoca, come dire, a volte delle risposte non del tutto adeguate per le persone che ne vengono coinvolte. E quindi abbiamo sentito l'esigenza di, io nel mio ruolo di pubblico tutore dei minori di allora, quindi come garante dei diritti dell'infanzia del Veneto, figura terza, quindi non super partes, figura che era stata, ricordo che la Regione Veneto ha istituita per prima nel 1988, prima ancora dell'approvazione della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, quindi vedete quanta lungimiranza c'era stata nella nostra regione. E quindi proprio con questo ruolo ho chiamato intorno ad un tavolo tutte le istituzioni che avevano competenza in materia. Quindi Tribunale per i minorenni, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, la Questura, il Comune di Venezia, l'associazione La Gabbianella, quindi veramente una miriade di istituzioni con le quali si è iniziato a ragionare sui problemi che erano emersi per cercare di trovare delle possibili soluzioni e per prevenirne dei problemi futuri. Mi fermerei in questo momento qui e magari poi proseguiamo. Certo, abbiamo visto quindi come è difficile armonizzare le varie istituzioni, i vari interventi, sempre pensando che appunto dietro a tutta questa complessità c'è la vita di bambini, di persone che si affacciano alla vita e che hanno bisogno, come tutti i bambini normali, delle mamme anche fuori dal carcere, di socializzare, di stare con altri bambini, di frequentare scuole o istituti per l'infanzia con una apparenza normale, anche perché questi bambini devono poi ritornare a una certa ora, grazie all'aiuto dei volontari che li accompagnano in molti casi fuori dal carcere per alcune ore o per fargli assaporare una specie di normalità di vita, poi però rientrano in carcere e bisogna spiegare a questi bambini perché e per come le mamme rimangono in quella situazione di costrizione. A questo proposito vorrei parlare con Carla Forcolin di questa Carta dei diritti dei genitori, perché anche una donna in carcere o un papà o un padre in carcere sono genitori. Cosa possiamo dire di questa realtà? La Carta dei diritti è anch'essa un documento di grande civiltà ed è un documento che è nato proprio dal desiderio di far mantenere ai figli dei detenuti un rapporto con i loro genitori. I figli dei detenuti non sono dei bambini orfani, hanno un padre e una madre ed è giusto che il rapporto tra bambini e genitori continui. È una cosa un po' diversa da quello che è successo nel carcere femminile. Noi ci siamo occupati anche di accompagnare i colloqui tra i bambini e i padri all'interno di Santa Maria Maggiore. Abbiamo anche cercato di restaurare il chiostro di Santa Maria Maggiore perché i bambini lì potessero incontrare i genitori sotto il cielo anziché tra le mura del parlatorio. Però io vorrei tornare un attimo su quello che era il rapporto tra i bambini in carcere e il territorio di cui parlava prima Gianfranco Bettin. L'associazione La Gabbianella è entrata nel carcere attraverso l'affidamento, perché noi ci occupavamo di affidamento, l'affidamento di 2 gemellini a me, e poi, avendo io scoperto attraverso questi 2 bambini qual era la sofferenza dei bambini nel carcere, continuai ad occuparmi di questi bambini anche perché il Comune
originariamente me lo chiese, anche perché il comune mi chiedeva di trovare delle persone disponibili ad accompagnare i bambini, però il comune le pagava originariamente con quelli che erano i fondi del progetto Urban Apriamo i Muri. Dal 2010 questo finanziamento non arrivò più e noi decidemmo di andare avanti lo stesso, e dato che andare tutti i giorni, andata e ritorno ad accompagnare i bambini, adesso sono pochissimi, ma allora erano 5 o 6, è un vero e proprio lavoro, noi cercavamo prima di fare dell'autofinanziamento, poi di pagare delle persone per essere sicuri che andassero davvero a prendere i bambini. Fu un impegno grande, poi a questo impegno si aggiunse quello di accompagnare i bambini in spiaggia. Le immagini che dovreste vedere sono proprio in gran parte dei bambini in spiaggia. Cercammo di dare loro quegli ampi orizzonti che stando dentro non potevano avere. E i bambini nel periodo della spiaggia erano sempre molto contenti e crescevano tanto, anche fisicamente, oltre che da un punto di vista culturale. Poi cominciamo a dire, va bene, però questi bambini nei giorni di festa, sabato e la domenica, stanno peggio che negli altri in cui vanno all'asilo. E allora nei giorni festivi, dato che l'impegno diventava più leggero, andavano i volontari veri e propri, quelli che non c'era bisogno di pagare. Insomma, restammo un po' alla volta, avevamo coperto i bambini praticamente tutti i giorni. Ci occupavamo anche delle madri e facendo dei progetti regionali che ogni anno uscivano, facciamo fare anche a loro tante altre attività. Sempre spero che le immagini che ho recuperato dai nostri archivi in qualche modo lo dimostrino. Quindi c'è stata una grande ricchezza di collaborazione e c'era anche per molti anni è andato avanti un rapporto anche molto sereno, molto di fiducia reciproca tra noi e la direzione. In realtà le cose sono proprio peggiorate nel momento in cui sono arrivati gli accordi ufficiali e sono peggioratissime nel momento in cui io ho chiesto che gli accordi ufficiali venissero davvero applicati. Qui è stato davvero il momento di rottura nelle relazioni, e dato che si fanno accordi quando non si va d'accordo, le cose sono diventate veramente difficili. Chi ne ha pagato le conseguenze di fatto sono stati anche i bambini e le mamme. Gianfranco Bettin, la chiamo in causa per parlare un po' di questa problematica e del futuro. Come vede lei questo futuro dell'applicazione di queste norme, di queste leggi e della loro non applicazione? Che conseguenze potrebbero avere? Ma dipende molto dalla sensibilità delle varie comunità, diciamo, sia sul piano locale sia dell'opinione pubblica più generale. Non sono tempi molto propizi a ragionare in termini appunto molto civili di alternative al carcere, no? Di condizione di detenzione capace di essere all'altezza di ciò che la Costituzione nostra prevede, no? Cioè la riabilitazione, il recupero, naturalmente l'espiazione, ma con questa finalità. E per quanto riguarda il rispetto del diritto dei minori, la pienezza di quel diritto. Quindi molto dipende da una battaglia culturale che può influire sulle scelte politiche, sulle normative, sull'evoluzione delle normative. Per esempio è importante in questo caso l'impatto che può avere il discorso contenuto nella petizione, no? Quella che chiede di tornare ai 3 anni e non di restare ai 6 anni, ma che implica anche di per sé tutta una serie di altri interventi sul piano territoriale capaci di sostenere questo percorso, no? di capire che anche nel periodo in cui la madre è detenuta e i bambini hanno o 3 anni, se tornassimo a quell'età, o fino a 6 se rimanessimo come è adesso, anche in quel periodo è possibile organizzare per loro un rapporto con la libertà
che è molto più ricco, come abbiamo visto nelle esperienze, quella da Gabbianella o anche altre esperienze. Quindi bisogna agire su tutti i piani. Intanto, per esempio, la legge è già disattesa nella sua previsione di 5 ICAM, no? Ce ne sono di fatto solo 4, quello sardo non è mai stato istituito, se non è avvenuto di recentissimo, diciamo. Le strutture alternative territoriali sono ancora carenti. Complessivamente però questo dipende dal fatto che c'è una scarsa sensibilità su questi temi e dunque molto dipenderà da come crescerà questa sensibilità. Lo vediamo anche su altre questioni, no? Che chiamano in causa la nostra disponibilità a occuparci di persone, bambini o meno, che non appartengono immediatamente all'orizzonte dei nostri interessi, no? O addirittura vengono costruite nella nostra testa come persone difficili o addirittura nemiche, no? Pensiamo tutto al tema dei migranti, per esempio, no? Certo. Ma pensiamo per l'appunto al tema dei detenuti, del carcere ridotto a discarica sociale, a luogo in cui cancelliamo le vite di chi pensiamo ci abbia messi in pericolo, magari anche avvenuto sul serio, no? Ma dimenticando che questo tema va elaborato secondo la nostra Costituzione, secondo i principi di civiltà, in maniera totalmente diversa. Questo aspetto è forse questo della condizione dei bambini e delle loro madri in stato di detenzione. È l'aspetto che enfatizza al massimo questa contraddizione tra ciò che la Costituzione nostra richiede, prescrive, proclama e ciò che si fa concretamente. Esatto. E quello che ne deriverà dipenderà in parte appunto dalla evoluzione dell'opinione pubblica, del nostro grado di civiltà, ma lo misurerà contemporaneamente, perché se è vero, come tante volte si dice, anche sorvolando sul reale significato, leggermente sul reale significato di questa cosa, che cioè il grado di civiltà di un paese si misura dallo stato delle sue prigioni, no? Più profondamente, più in modo radicale la si misura soprattutto nella condizione di questi bambini. Quella condizione lì misura quello che noi siamo e quindi quello che faremo dipenderà da quello che siamo in grado di diventare noi come comunità, le istituzioni locali, le istituzioni centrali. Abbiamo in questo libro un catalogo di cose che è possibile fare per andare avanti sulla direzione giusta. Contemporaneamente abbiamo anche l'indicazione di quelli che sono i problemi che ostano a procedere in questa direzione. Quindi è un libro molto, molto prezioso per questo, ci indica, lì è la risposta vera alla domanda che è stata posta qui, a cui ho cercato di dire più o meno come la vedo io, ma in questo libro è ben descritto quali sono le cose da fare per andare avanti sulla direzione giusta. Certo, infatti volevo soffermarmi sulla scarsa sensibilità che appunto questo argomento ha sull'opinione pubblica. In effetti noi non sempre pensiamo al carcere come luogo dove ci sono anche dei bambini. E allora chiedo alla dottoressa Di Segna, che appunto da sociologa si è occupata anche delle varie istituzioni che fanno capo poi al complesso movimento di queste norme e soprattutto alla loro applicazione, perché appunto se non vengono leggi giuste che poi non vengono applicate o restano solo teoriche e lasciano il tempo che trovano, sono una perdita di tempo per tutti e soprattutto non portano nessun beneficio a coloro alle quali si dirigono, cioè ai bambini. Dottoressa Di Segna, ci parli un attimo quindi di come farebbe lei, cosa farebbe per cercare di sensibilizzare di più, attraverso quali mezzi, l'opinione pubblica che nella fattispecie in questo periodo è molto distratta da altre emergenze.
Questo periodo che stiamo vivendo è un periodo terribile per tutti i bambini, sia per i bambini che sono, come dire, all'attenzione dei servizi, dell'autorità giudiziaria, ma anche per i bambini che, come dire, che non hanno problemi, che sono a casa con i loro genitori. Il problema in questo caso era di riuscire a trovare, proprio di sensibilizzare le varie istituzioni che c'è bisogno di tutti nei tempi e nei modi giusti, perché tutti hanno, come dire, chiara qual è la loro competenza, ma a volte queste competenze non vengono esercitate nel modo, come dire, nel tempo, appunto nel modo giusto. Allora il tentativo che abbiamo messo in atto nella stesura di questo protocollo è stato proprio quello di far fare una profonda riflessione da parte di tutti gli attori istituzionali di quali fossero i bisogni dei bambini e i bisogni delle madri. Solo facendo un'analisi di questo tipo si può tentare di dare una risposta che sia razionale e che sia rispettosa dei diritti che hanno appunto questi bambini. Paradossalmente ci troviamo e ci siamo trovati proprio nella lettura della storia che ci viene raccontata nel libro a mettere in atto di fatto un maltrattamento istituzionale. Cosa vuol dire maltrattamento istituzionale? Vuol dire che non si riesce a dare risposta a dei bisogni e a dei diritti fondamentali che hanno questi bambini. Cito proprio a titolo di esempio. Se un bambino a 3 anni o a 6 anni rimane tutto il giorno all'interno di una struttura con persone adulte, con pochissimi bambini della sua età che lo circondano, con i quali rapportarsi e relazionarsi, è evidente che sta, come dire, in una situazione di forte malessere e, come dire, è sicuramente foriero di possibili futuri problemi. Altra questione, si rischia di avere un rapporto non sano con la mamma. Perché? Perché è un rapporto troppo stretto, troppo simbiotico e non si manifesta quella separazione fisiologica giusta che ci deve essere. Quindi questo proprio attraverso il protocollo abbiamo cercato di individuare nelle varie fasi e quindi l'attenzione fin dal momento dell'ingresso in carcere, quindi al momento dell'ammissione in carcere della mamma del bambino, una forte analisi di quali sono di qual è la loro situazione, partendo, pensate, dalla situazione anagrafica. Il fatto, per esempio, che una madre sia irregolare ha conseguenze su tutto l'iter della carcerazione, ma soprattutto nel momento della dimissione. Allora, questo fatto, che all'inizio era veramente stato trascurato dalla direzione del carcere o dall'UEPE e dagli altri attori istituzionali, si è capito che fin dal momento dell'ingresso era un problema al quale bisognava trovare e cercare di dare una risposta. Allora, mettere intorno ad un tavolo tutte le istituzioni, seguendo proprio l'iter, il momento dell'ammissione, il momento della restrizione, il momento della dimissione, il momento della post-dimissione, perché poi una persona che esce dal carcere, come si diceva prima, si trova all'interno di un territorio, di una comunità. Può non avere più una famiglia di riferimento, per esempio, e quindi questo crea tutta una serie di esigenze che il territorio, che l'ente locale si trova a dover dare una risposta. E quindi abbiamo chiesto ad ognuna di loro quali erano, in base alle loro competenze, le risorse che potevano mettere in atto. E quindi questo protocollo, che ci è costato un lavoro di 2 anni e mezzo, con 7 incontri formali e tutta una serie di interlocuzioni via mail, via documento, via eccetera, ci ha portato poi alla sottoscrizione di questo documento nel 2015. E questo avrebbe dovuto, e nel frattempo l'ICAM, che è appunto Istituto Custodia Attenuata, che nel frattempo era stato realizzato a Venezia, perché ricordo che siamo partiti nel 2012, abbiamo sottoscritto nel 2015, nel 2014 l'ICAM è diventato operativo, quindi già con una situazione ben consolidata.
Però fin da subito si è capito che i pochi bambini che erano dentro, il fatto che bisognava assolutamente trovare delle risposte fuori dall'istituzione carceraria e quindi con possibili certi coinvolgimenti dell'ente locale, dell'ente territoriale, dei servizi sociali comunali, però questo richiedeva che cosa? Un altro grosso problema, un progetto individualizzato per questo bambino. Qualsiasi esso sia, per ognuno di loro va fatto un progetto che va calato sulla loro realtà, sulle risorse sulle quali si può contare, e quindi questo richiede l'attivazione di uno specifico gruppo di lavoro formato sempre da queste istituzioni che abbiamo messo intorno al tavolo, però focalizzando l'attenzione soprattutto sul bambino, per toglierlo o rendergli la possibile, come dire, permanenza in carcere la meno difficile e la meno complessa possibile. Ha bisogno di frequentare dei coetanei, quindi deve assolutamente uscire al servizio asilo nido, alla scuola d'infanzia, in affido eterofamiliare temporaneo anche diurno, no, però mantenendo il rapporto ovviamente con la mamma, però va fatto tutto un lavoro di informazione e formazione, di acquisizione del consenso della mamma. Mi fermo qui. Certo, Sì, quindi posso questo, inserirmi? sì, un attimo, volevo introdurre un attimo il suo contributo, sottolineando appunto che è un impegno di civiltà, quello di cui ci ha parlato la dottoressa Di Segna. Volevo chiedere a Carla Forcolin, da pedagogista qual è, di parlarci intanto delle sue pubblicazioni, che sono state negli anni numerose, del suo impegno, e poi dei volontari, quanto sono importanti i volontari in questa opera grande, perché noi non ce ne rendiamo conto stando fuori dal carcere, ma quanto è importante questa opera di coinvolgimento dei bambini, e come, se ci può parlare anche di come si vive proprio fisicamente in carcere una mamma col bambino. Prego. Sì, io avevo chiesto di inserirmi perché la dottoressa Di Segna aveva toccato un punto che mi stava particolarmente a cuore, il famoso gruppo di lavoro che avrebbe dovuto programmare la vita dei bambini. Cerco di rispondere un po' a tutte le domande, se posso, casomai me le ricordi per favore. Allora, era stata pensata bene la questione del progetto individualizzato per ciascun bambino. Era stata pensata bene perché avrebbe dovuto essere riunito dapprima a cura della garante, poi a cura nel secondo protocollo, quello rinnovato nel 19, della direttrice del carcere, un gruppo di lavoro, GDL è scritto nel documento, che doveva essere formato dalla direzione del carcere, dalla direzione dell'UEPE, dai servizi sanitari e dai servizi sociali territoriali e da noi. Questo gruppo di lavoro però doveva raccogliere, e questo è secondo me fondamentale, anche il parere, le indicazioni, la convinzione finale della mamma dei bambini, in maniera tale che ciò che si faceva con i bambini fosse fatto in pieno accordo con la madre e in maniera tale che la mamma crescesse anche nel suo ruolo genitoriale mentre era detenuta. Perché succedeva molto spesso che noi cercassimo di programmare delle cose per i bambini e che poi la mamma li mandasse a casa proprio quando questi bambini dovevano fare delle cose la cui organizzazione a noi era costata moltissimo. Anche per questo noi chiedevamo tutto ciò. Noi, rispondo alla domanda dei ragazzi che venivano volontari o non volontari da noi lanciavamo spesso e volentieri appelli del tipo: abbiamo bisogno della collaborazione della città per i bambini, e tante persone venivano. Però una cosa sono i volontari che vengono per l'appunto un giorno alla settimana e una cosa sono le persone che accompagnano quotidianamente i bambini. Le persone che accompagnano quotidianamente i bambini
assumono in qualche modo un ruolo genitoriale, perché sono tramite tra il bambino e il mondo, e questa è una delle funzioni dei genitori. E queste persone che uscivano con i bambini era giusto che si rapportassero alle madri, perché le madri dovevano sapere come vivevano nel mondo esterno i loro bambini. E i bambini stessi delle volte avrebbero voluto raccontare le cose alla mamma, ma quando li accompagnavamo, che erano molto piccoli, proprio non ci riuscivano. Quindi il rapporto con la mamma da parte di questi volontari era veramente fondamentale. Uno dei motivi per cui ad un certo punto noi decidemmo di uscire dal carcere fu proprio che ci fu impedito questo rapporto con la mamma. Non solo non venne organizzato il gruppo di lavoro così come era stato descritto, ma ci fu praticamente vietato di entrare nell'ICAM a parlare con la mamma degli ultimi bambini che furono lì, per qualche motivo che non ci fu mai chiaramente spiegato. La cosa però avvenne dopo che io dissi a questa mamma detenuta che non doveva rapportarsi solo a me nel cercare di avere delle risposte che io non potevo nemmeno dare sul futuro del suo bambino, ma che doveva rapportarsi all'intero gruppo di lavoro così come previsto dagli accordi. Dopo che io dissi questo, la mia presenza all'ICAM fu proprio molto ma molto sgradita. E questa è una cosa importante. Ecco, e poi si arrivò per l'appunto al cosiddetto maltrattamento istituzionale, perché gli accordi furono rinnovati nel maggio del 2019 e nell'ottobre del 2019 uno dei bambini che erano dentro compiva i fatidici 6 anni. Mai come in quel momento sarebbe stato necessario programmare la sua uscita. Ogni nostro tentativo di cercare di programmare l'uscita del bambino in accordo con la mamma veniva respinto e anche spesso e volentieri in malo modo, e si arrivò al giorno in cui il bambino compiva i 6 anni all'affido giudiziario, nel senso che senza che nessuno dicesse nulla a noi, ad un certo punto i servizi dell'UEP, i servizi territoriali lavorarono in maniera tale che il tribunale poi decretasse un affido giudiziario, quindi con attenuazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per il bambino che compiva i 6 anni. E questo bambino, senza nessun preavviso, fu portato via nel bel mezzo della sua festa di compleanno, e il fratellino che era lì, che aveva 1 anno meno di lui, dovette poi rimanere solo, vedere la mamma sofferente, soffrire lui stesso per l'assenza del fratellino, e questa situazione si prolungò a lungo. E sempre parlando di maltrattamenti istituzionali, il piccolo che rimase in carcere poi ebbe la sfortuna di rimanere dentro in tempo di Covid e quindi di fatto visse in isolamento per mesi e mesi, e perfino alla fine, adesso per fortuna è uscito in questo stesso mese, quindi da pochi giorni, e anche alla fine non poté frequentare la scuola, benché ci fosse una volontaria che era disponibile ad andarlo a prendere e vi fosse accompagnato dalla puericultrice. E tutto ciò ancora è maltrattamento istituzionale. E evidentemente non è bastato dare alla Procura della Repubblica il compito di ricevere ogni 6 mesi una relazione sulle condizioni dei bambini negli ICAM perché questi maltrattamenti finissero, ed è proprio a partire anche da queste considerazioni che io dico che i bambini in carcere ci devono stare il meno possibile. Certo. È una realtà complessa e dolorosa, alla quale appunto, come dicevo prima, si pensa poco e si sa poco, si sa molto poco. Ci parli dei suoi libri, ci
faccia vedere i titoli dei Sì, suoi libri scritti in questi dei libri mi ero dimenticata. Il primo libro, Mamma non mamma, edito da Marsilio, è la storia dell'affidamento di 2 gemellini a me stessa e in maniera anomala io sono in copertina con questi 2 bambini che corrono nella zona dell'Arsenale. Adesso le 2 creature hanno 19 anni, vivono in Nigeria e comunque frequentano la locale università, Covid permettendo, perché anche lì la situazione è molto seria. Questo è quasi un romanzo, fra i miei libri è quello che le persone preferiscono leggere, è il più facile. E poi rispetto al carcere io scrissi Mamme dentro nel 2015, un anno in cui gli accordi sono stati firmati per la prima volta e in cui anche io speravo di poter lasciare il mio ruolo di presidente, di darlo a qualcun altro e di cominciare a ritirarmi un po' di più a vita privata. Non fu così, fu soltanto un anno sabbatico, ma non fu così. E qui racconto un po' tutte le attività che abbiamo svolte nel tempo. Ecco, e poi c'è questo uscire dal carcere a 6 anni che è stato fatto soprattutto a sostegno della petizione, che è stato scritto in tempo di Covid e che aveva dentro di me anche, credo, l'obiettivo di trasformare questo fallimento, perché è un fallimento per tutti, la nostra uscita dal carcere femminile della Giudecca, in qualche cosa che diventasse di nuovo propositivo. E riflettendo bene sulla realtà di quei bambini che ho seguito per ben 16 anni, sono arrivata alla conclusione che già uscire dal carcere a 3 anni è troppo, uscirne a 6 è sbagliatissimo e quando sono andata a vedere le normative degli altri paesi europei ho verificato che soltanto l'Italia e la Germania fanno uscire i bambini dal carcere a 6 anni, con la differenza che la Germania, negli anni in cui i bambini stanno in carcere con la madre, obbliga le madri a fare tutto un percorso di crescita personale e porta i bambini dai 9 mesi in poi, con un educatore scelto per loro, è sempre lo stesso, all'asilo nido, alla scuola materna e poi a svolgere attività varie come li portavamo poi anche noi a fare, tipo andare in piscina, fare altre attività, eccetera. Tutti gli altri paesi europei fanno uscire i bambini al massimo a 3 anni, spesso e volentieri anche prima. Anche per questo io credo che anche l'Italia mammona si deve rendere conto che non si vive di sola mamma fino a 6 anni. Certo, allora giungiamo alle conclusioni di questa nostra densa, intensa chiacchierata che ci ha aperto un mondo, veramente ci ha fatto capire e spero che anche i nostri, coloro che ci seguono grazie alla tecnologia, si sensibilizzino, perché è molto importante, come diceva prima anche il dottor Bettin, la sensibilizzazione. A questo proposito, tiriamo un attimo le conclusioni, velocemente. Passo la parola al dottor Bettin, puntando un po' sulla politica, quindi è la politica che deve impegnarsi, deve dare un impulso a questa civiltà che sembra latente e soprattutto in questo periodo. Se prendiamo poi, vediamo gli esempi degli altri paesi, sempre della Germania in positivo, questa volta veramente l'Italia e le nostre istituzioni fanno veramente una scarsa figura. Ci dica, dottor Bettin. Pronto? Sì, eccoci. Sì, ecco qua. Sì, chiaramente è la politica che deve avere il coraggio di affrontare queste e altre questioni simili senza temere di perdere popolarità perché si parla di argomenti appunto scabrosi, come spesso si dice, no? Tra l'altro in questo caso credo che
spiegando le ragioni di un intervento di civiltà in favore dei bambini e anche dei loro genitori, delle madri in primo luogo, la cosa sarebbe perfettamente capita. Purtroppo non sempre e nemmeno spesso questo coraggio politico, che è la capacità di mettere in campo una visione in grado di risalire ai luoghi comuni, di contrastarli, no? A volte anche di contrastare in modo molto aperto tendenze all'abbrutimento dell'opinione pubblica, voglia di vendetta piuttosto che di giustizia, la tendenza a dimenticare soggetti così deboli da non aver nemmeno voce, no? Questo coraggio manca molto spesso e quindi bisogna tenere aperta la battaglia culturale in modo che alla politica si arrivi accumulando forza culturale, forza morale, un'etica della responsabilità che si estende anche a persone che vengono considerate non ai margini della società, ma fuori della società, perché questa è l'idea che domina ampi settori dell'opinione pubblica e quindi anche della politica, che il carcere sia un luogo fuori della società, che va tenuto fuori dalla società, e invece è esattamente il contrario. E questo lo paga la popolazione detenuta e naturalmente i bambini più di tutti. È lì che occorre lavorare, riconnettere la percezione di una crescita di civiltà delle intere comunità con la percezione del destino che alcuni componenti particolarmente deboli e privi di voce possono avere. Il libro e anche i libri precedenti che Carla Forcolin ha ricordato prima, ma anche altre esperienze, io stesso ho visto in molte realtà, entrando quando ho avuto dei ruoli che me lo consentivano, dentro molti carceri veneti e italiani, esperienze che sembrano piccole, diventano di enorme importanza per chi le vive. E devono essere di grande importanza anche per la società nel suo insieme. In questo il ruolo, fin qui abbiamo parlato un po' anche dell'opinione pubblica, ma il ruolo delle istituzioni locali, degli enti locali è determinante. Quando falliscono i protocolli perché un ente locale lesina le risorse o non ci crede, o per l'autoreferenzialità di tutti i soggetti istituzionali che tengono fuori i soggetti del volontariato, anche se magari è da questi ultimi che è partita la scintilla per creare una nuova attenzione attorno a queste questioni, no? Quando accadono queste cose veramente si arretra di molto. E l'altra cosa è che su questi fallimenti, come sui successi, bisogna portare luce, perché si impara dove si sbaglia, dove si fallisce, e si impara naturalmente moltissimo dai tanti esempi di avanzamento su questo piano, no? Quindi raccontarli, documentarli è fondamentale. Come si diceva prima, sono tempi difficili per queste cose, ma appunto sono i tempi in cui è forse più necessario provare a farle. Certo, grazie dottor Bettin. Allora, per portare avanti appunto questa battaglia culturale, questa battaglia di civiltà, con l'etica propria di un grande paese che ha la forza morale di difendere anche gli ultimi degli ultimi, addirittura chi è fuori dai margini della società, come ricordava il dottor Bettin. Passo la parola per delle conclusioni alla dottoressa Di Segna e poi concludiamo con Carla Forcolin che ci legge qualche riga del suo ultimo libro. Prego, dottoressa Di Segna. Mi connetto proprio all'ultimo intervento perché la storia che viene raccontata in questo libro ha proprio, secondo me, valore nella misura in cui ci aiuta a riprendere in mano una situazione, rileggerla e verificare che cosa è successo, no? Tutti gli interlocutori, a mio parere, avrebbero il dovere morale di rivedere il percorso che è stato fatto per verificare appunto se sono stati fatti degli errori ed eventualmente per
vedere di non ripercorrerli. L'altro aspetto invece riguarda la modifica della legge 62, perché la legge 62 in verità prevedeva le case famiglia, però qui ancora una volta c'è una contraddizione nelle scelte politiche che sono state fatte, perché le case famiglia potrebbero essere per alcune situazioni un'alternativa all'ICAM, però sono a carico dei costi degli enti locali. Allora questo proprio perché i numeri sono così limitati, perché sono una cinquantina all'anno le situazioni che riguardano madri e minori in carcere. È un numero così esiguo che il Ministero di Giustizia potrebbe tranquillamente farsene carico senza scaricare, perché in questo caso è proprio un vero scarico, sugli enti locali, anche se l'ente locale deve mettere come dire, a disposizione i servizi sociali del territorio, le risorse, gli affidi, piuttosto che i servizi asilo nido per il bambino. Quindi un'eventuale compartecipazione dell'ente locale ci può stare tranquillamente per il bambino, ma non scaricare i costi della madre sull'ente locale. Questa è una prima cosa. E l'altra appunto... È proprio un punto chiave questo. Certo. Chiedo interruzione, ma andava sottolineato, è un punto centrale questo qua, assolutamente, perché significa avere una politica della giustizia che integra anche tra i propri costi questi costi, senza dire io non me ne occupo, se ne occupi se vuole la società locale, che spesso o non se ne occupa o non ha neanche le risorse. Chiedo scusa. No, ma la ringrazio, perché è proprio la sottolineatura da parte sua, come dire, rinforza questo messaggio che vorremmo dare, no? Perché appunto credo che anche il fallimento del protocollo si sia un po' arenato, perché intanto c'è stato un cambio ai vertici istituzionali, per cui, come dire, chi si è trovato dopo il protocollo non aveva partecipato al percorso. E poi l'altra sottolineatura che vorrei fare è proprio: non basta la sensibilizzazione, bisogna fare formazione di tutte, anche del personale del carcere, del personale dell'UEPE, sui diritti dell'infanzia, perché voglio dire, se uno ha come dire, l'occhio puntato solo sulla propria competenza non vede tutto il resto. Invece bisogna avere oggi come dire, una visione, tecnicamente noi la chiamiamo sistemica, no? Dobbiamo aver presente come dire, il quadro nel quale noi agiamo. Ecco, Carla Forcolin ci legge alcune righe del suo libro e concludiamo quindi questo nostro incontro che ha toccato dei temi che hanno messo in evidenza dei valori e degli importantissimi affari dei quali noi non sempre siamo a conoscenza, ma che implicano tutta una sfera che va appunto dall'etica alla politica e alla vita stessa di cittadini del domani. Prego, Carla Forcolin. A distanza di un decennio circa dalla promulgazione della legge 62 del 2011, si propone che i bambini che accompagnano la madre in carcere tornino a uscirne a 3 anni, come chiede la petizione lanciata dall'associazione La Gabbianella e altri animali. E la trovate sul sito www.lagabbianella.org. Per non creare bambini infelici e persone la cui vita possa essere influenzata negativamente da una prima infanzia vissuta senza libertà, in un mondo dove non c'è la presenza del genere maschile e dei padri in particolare, dove la madre è avvilita e sottomessa e anche il suo bambino finisce per dipendere dalla direzione del carcere, dove nei periodi di festa il silenzio è più grande del solito, dove allegria e spensieratezza sono rari. Nessun paese europeo prevede che i bambini possano stare con le madri fino a 6 anni, come da noi, e anche nell'Italia mammona gli operatori del carcere, che lessero per primi la legge 62 del 2011, sobbalzarono sulle sedie già allora. Successivamente i timori originari non furono smentiti
ma avvalorati dalla realtà. Ammettere e correggere gli errori commessi in buona fede è saggezza e onestà. E va fatto per i bambini che con l'attuale applicazione della legge, invece di uscire dal carcere, si sono ritrovati a starci per un tempo doppio rispetto a prima, senza poter così recuperare la mancanza di esperienze di vita e di stimoli che la carcerazione delle loro madri ha determinato per loro. La libertà è un diritto anche per i bambini.